cocaina dalla Calabria alla Sicilia, 21 in carcere, sequestro di 2 tonnellate di stupefacente in mare. A Palermo la mafia non ha un leader, avanzano nuovi boss o detenuti usciti dal carcere, quanto si legge nella relazione semestrale. Una donna di 24 anni è stata accoltellata all'addome nella sua abitazione di Belpasso, nel Catanese, è grave. A maggio le sfilate dei carri, l'ultracentenario Carnevale di Sciacca si prepara a un ritorno diverso rispetto al calendario tradizionale. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del sequestro di 2 tonnellate di droga in Sicilia, una quantità sufficiente a rifornire tutte le grandi città per un mese. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Complimenti alla Guardia di Finanza per l'operazione che ha portato al sequestro di 2 tonnellate di cocaina del valore di oltre 400 milioni di euro, uno dei più ingenti sequestri di droga effettuate sul territorio nazionale, questo a dichiararlo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'operazione condotta in mare al largo della costa orientale della Sicilia, a testimonianza ancora una volta dello stretto legame tra le organizzazioni criminali e il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ha aggiunto il titolare del Viminale, sottolineando quanto sia stato importante contrastare il mercato internazionale della droga, che alimenta ingenti flussi illeciti di denaro che vengono poi riutilizzati per inquinare il tessuto economico del nostro Paese. Voglio ringraziare ancora una volta, continua il Ministro, magistratura e forze di polizia per il grande impegno che profondono ogni giorno per contrastare le attività criminali. Si tratta di interventi fondamentali per garantire la sicurezza, la legalità sui nostri territori. Questo quanto affermato in una nota stampa il titolare del Viminale Matteo Piantedosi. Ricordiamo che l'operazione di ieri vale circa 400 milioni di euro sul mercato e riguarda un maxi sequestro di cocaina con 2000 kg di polvere bianca che al dettaglio avrebbe fruttato parecchi milioni e sono stati sequestrati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania insieme ai finanzieri del gruppo aeronavale di Messina. Traffico di droga sull'asse Sicilia-Calabria, 21 gli arresti, sequestrati 50 kg di cocaina. Arturo Cantella. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP della DDA diretta dal procuratore De Lucia nei confronti di 21 persone con il sequestro di oltre 50 kg di droga. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Da indagini del nucleo della Guardia di Finanza di Palermo, GICO, sarebbe emersa la presenza di un gruppo con base nella città palermitana che sarebbe stato diretto da 2 fratelli, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villa Grazia e Santa Maria del Gesù. L'accordo per la fornitura di grossi quantitativi di droga sarebbe stato siglato dai 2 fratelli che sarebbero stati in affari di anni con una famiglia calabrese coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggio Calabria e legata da vincoli di parentela con esponenti dell'Andrina di San Luca. L'attività investigativa avrebbe infatti consentito di ricostruire accordi per la fornitura di almeno 10 kg di cocaina al mese destinata al mercato palermitano per un giro di affari che avrebbe generato per l'organizzazione un valore illecito di circa 10 milioni di euro l'anno. La sostanza stupefacente, stoccata in diversi depositi della provincia di Reggio Calabria, veniva trasportata su gomma lungo la tratta Reggio Calabria-Messina-Palermo, nascosta con diversi carichi di copertura o all'interno di sofisticati doppi fondi creati nelle macchine dei corrieri, accessibili mediante aperture elettroniche e meccaniche. Nel corso delle indagini sono stati tratti in arresto ben 6 corrieri di droga, operanti anche nel pieno periodo pandemico sfruttando le proprie attività lavorative, e 2 basisti che custodivano parte della droga a Palermo con il sequestro di circa 50 kg di cocaina che, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 4 milioni di euro. Traffico di stupefacenti, estorsioni, gioco online, sono questi i principali campi di interesse di Cosa Nostra Palermitana, secondo la relazione semestrale della DIA
di Palermo. Si confermano i vecchi mandamenti, ma la mafia non ha un leader. C'è il servizio. Siamo tutte alla stessa maniera fino a quando intanto il capo è Palermo. Ci sono ancora i consiglieri, sempre ci sono. C'è tutto. La prolungata assenza al vertice di una leadership solida, ma soprattutto ben riconosciuta nel rendere meno stringenti regole e vincoli gerarchici, starebbe favorendo l'affermazione a capo dei mandamenti e famiglie di nuovi esponenti che vantano un'origine familiare mafiosa. Perché commessa ci hanno dato tutto un vero tipo e ci hanno fatto fare che non hanno voluto, hai capito? Allora che la sempre che ha scombinato a fare un macello. Si assiste nel contempo al ritorno in libertà di anziani uomini d'onore che cercherebbero di riaccreditarsi all'interno dei sodalizi di riferimento, e quanto emerge e si legge chiaramente nella relazione semestrale della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. Nel periodo gennaio-giugno 2022 la DIA evidenzia inoltre che le diverse operazioni di polizia e l'attività di prevenzione antimafia impongono ai clan un continuo sforzo di adattamento e di riorganizzazione, se non addirittura di rigenerazione. Molto seria, molto con bella gente, grande, gente dei paesi, gente vecchi, gente non è un bello discorso. È regola, si è parlato solo di regole oggi. La mafia prosegue la relazione continua ad esercitare la propria capacità attrattiva sulle giovani generazioni, non solo nel caso in cui esse siano espressione diretta delle famiglie mafiose, ma anche e soprattutto quando facciano parte di un bacino di reclutamento più ampio, da cui attingere manovalanza criminale. Nel territorio siciliano sono presenti anche altre organizzazioni mafiose, sia autoctone sia straniere, che coesistono prevalentemente con Cosa Nostra. Ognuno si piglia la responsabilità di sua e quando sbagliano si deve fare. Ognuno rivolge e ne rispondete noi sta tavola del capo. Se decidiamo noi stessi di mettere fuori a uno, pure che d'insanno anzi, o mettete fuori all'istante. Ma può essere tuo fratello, tuo cognato, tuo cugino, sono regole ferree. I principali interessi criminali delle mafie siciliane si confermano: il traffico di stupefacenti, le estorsioni e l'usura, e ancora il gioco e le scommesse online, attività tuttora molto remunerative. Ed è pure capo di questo nostro fratello che abbiamo. Al di fuori della Sicilia, Cosa Nostra instaura relazioni commerciali e stringe alleanze o forme di cooperazione con altre matrici mafiose quali 'Ndrangheta e Camorra per l'approvvigionamento di più ingenti quantitativi anche su larga scala. In particolare nel primo semestre 2022 la mafia ha mantenuto aperto un canale preferenziale di negoziazione con le 'ndrine calabresi, soprattutto per l'approvvigionamento di cocaina. Mia figlia dice se laureò avvocato, potesse dare aiuto, riceve un video, dice la vuole fare un po' con l'Ixia. Si mette fuori, si laurea a te, se si mica dopo tanti anni che ti sacrifichi per fare studiare a tua figlia diventa avvocato. Avevi buscato i piccoli facendo l'avvocato, mica vuole fare un po', perché dice non fa l'avvocato e fa nascere chi se ne ingale. L'interesse della mafia siciliana fuori regione si rivolge prevalentemente con riferimento alle presenze in Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, all'infiltrazione nell'economia con la commissione di frodi fiscali e riciclaggio di capitali. All'estero, tra i paesi più interessati al fenomeno si segnalano Spagna, Belgio, Germania, Austria, Romania, Malta, Canada ed USA. Struttura sabbi, Ma non sapevo, non l'hai visto, non l'hai visto a noi. minchia. No vabbè, ma l'impegno non è vero. Sì. È che a tipo a Menzino si vuole levare un
Come vuoi tu, qual è il problema? Che è molto. Un po' ne lo voglio, non ne usa un po' ne lo voglio. Una donna di 24 anni è stata colpita con diversi colpi di arma da taglio all'addome nella sua abitazione di Belpasso, nel Catanese. L'aggressione, in base a una prima ricostruzione degli inquirenti, sarebbe avvenuta la notte scorsa al culmine di una lite. Soccorsa, la donna è stata trasportata al Policlinico di Catania, dove è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'ipotesi investigativa è che il ferimento sia maturato nell'ambito della sfera personale della vittima. Durerà pochissimo la chiusura del reparto di chirurgia all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'ARS, ha annunciato che è stata già trovata una soluzione. Arturo Cantella. Durerà pochissimo la chiusura del reparto di chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ad affermarlo è l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all'ARS, che già ha annunciato che è stata trovata una soluzione. A seguito di numerose segnalazioni del sindaco Corbo, del commissario cittadino della Democrazia Cristiana Asti, dei consiglieri comunali Alaimo e Ferraro, ho avuto modo di incontrare il commento dell'onorevole Pace in diverse occasioni, il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia, e grazie alla grandissima abnegazione e di uno splendido lavoro di squadra sono stati individuati ben 3 chirurghi che entro il mese di aprile prenderanno in servizio presso la chirurgia dell'ospedale Lombardo di Canicattì. Sulla scorta di queste notizie è praticamente certo che l'importante reparto del presidio ospedaliero di Canicattì riaprirà quindi in termini brevissimi. Già prima della fine del mese in corso, l'onorevole Pace inoltre si è detto particolarmente orgoglioso anche per il fatto che 2 medici che hanno dato disponibilità sono dei miei concittadini di Ribera. Alla città di Canicattì e al suo comprensorio, conclude Pace, presto verrà ridato ciò che merita. Sulla siccità il governo Meloni commissaria la regione, anche la Sicilia, che fa i conti con un sistema idrico deficitario sia a livello di invasi vecchi e spesso insufficienti che nelle reti di distribuzione, con sprechi d'acqua enormi. Il decreto siccità approvato dal Consiglio dei Ministri istituisce una cabina di regia con il compito di effettuare entro 30 giorni una ricognizione delle opere di urgente realizzazione. Prevede la nomina di un commissario straordinario nazionale con la possibilità di sostituirsi alle regioni in caso di ritardi. Siamo contenti che finalmente il problema della siccità, di cui la nostra isola soffre da tempo, venga posto anche a livello nazionale, spiega il presidente di Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona, di rientro da una missione romana durante la quale è stato posto anche questo problema. Relativamente alla situazione degli invasi di acqua presenti nella nostra provincia, arriva oggi una nota del presidente dell'ATI idrico, architetto Domenico Gueli, che afferma come i volumi di acqua presenti negli invasi Fanaco e Leone, rimasti sostanzialmente stabili dopo le piogge delle ultime settimane, dovrebbero scongiurare il rischio di una crisi idrica nella stagione estiva. Nell'Agrigentino comunque resta alto il livello di attenzione dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, dell'ente di governo dell'ambito, che sono composti dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, dei gestori di ambito come l'AICA e il sovrambito Sicilacque. Nella recente riunione convocata dall'ente di governo d'ambito per fare il punto sulla situazione nell'ambito di competenza, che fa seguito alle riunioni sull'emergenza idrica svolte con l'autorità di bacino e al tavolo tecnico istituito dal presidente della regione siciliana, i gestori dell'AICA e di Sicilacque hanno confermato di essere ragionevolmente fiduciosi di poter contenere eventuali disagi che potrebbero derivare dall'assenza di precipitazioni nei prossimi mesi, in vista ovviamente dell'estate. La disponibilità di risorse idriche, continua il presidente Gueli, per uso potabile nella diga Ancipa, in base a quanto emerso dalla riunione, garantirebbe al momento l'approvvigionamento nel Nisseno e nella zona di Enna.
Ciò consente a Sicilacque di destinare i volumi d'acqua degli invasi Fanaco e Leone prevalentemente al territorio agrigentino, lasciando quindi ulteriori margini per l'estate. Con sentenza del 17 aprile il TAR Sicilia Palermo ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto contro il comune di Oppolo Giancazio da un comitato di cittadini proprietari di alcuni immobili siti nei pressi di un impianto industriale che chiedevano attraverso un'istanza di accessi agli atti accertamenti specifici su alcuni lavori edili. Nella fattispecie i ricorrenti si rivolgevano a giudici amministrativi per accertare l'illegittimità dell'asserito silenzio osservato dal Comune su un atto di invito avente a oggetto la verifica sulla regolarità dei suddetti lavori realizzati e realizzanti su un'area ove insiste un impianto industriale. Il comune di Oppolo Giancazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cristian Schembri del Foro di Agrigento, si costituiva in giudizio dimostrando la bontà dell'attività amministrativa della pubblica amministrazione e nel dettaglio provava che quest'ultima aveva ottemperato alle deduzioni lamentate dai cittadini. In particolare le difese proposte dall'avvocato Schembri davano ampia prova documentale dell'attività istruttoria svolta dal comune di Oppolo Giancazio, sfociata con un'ordinanza di demolizione, nonché in ulteriori provvedimenti atti a far ricomprendere l'intero complesso industriale all'interno della zona industriale già asserita dalla regione siciliana. Nel corso del giudizio i ricorrenti prendevano dunque atto dell'avvenuto intervento del Comune e chiedevano al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il TAR Sicilia Palermo, accogliendo le difese dell'avvocato Schembri, dichiarava pertanto improcedibile il ricorso. Convegno a Castrofilippo su infrastrutture, acque e rifiuti. Vediamo. Architetto Lobrutto, oggi questa riunione qui a Castrofilippo della Rete Civica per la Salute, ecco, intanto che cos'è questa Rete Civica e quali sono i vostri obiettivi? È un convegno organizzato dalla Rete Civica della Salute, che è un istituto riconosciuto dall'assessorato alla sanità che si occupa della salute e del benessere dei cittadini, non solo dal punto di vista medico ma dal punto di vista ambientale, paesaggistico, anche il benessere degli animali. Ecco, qui stasera ci sono tanti amministratori anche di altri comuni, siete ospiti qui appunto del sindaco di Castrofilippo e dell'amministrazione comunale di Castrofilippo. Su cosa verterà, diciamo, questo incontro? Sì, da Castrofilippese negli ultimi anni ho fatto convegni ad Agrigento, presso la sala del museo Griffo di Agrigento, presso il polo universitario. Oggi mi sono sentito di scendere di nuovo in campo a Castrofilippo come volontario della Rete Civica della Salute e ho chiesto e ho avuto l'appoggio da parte dell'amministrazione comunale nel concedermi i locali e mi onoro di essermi riseduto dentro la sala consiliare. Il tema di oggi è al servizio dei cittadini, quindi è un convegno che parlerà quindi di infrastrutture urbane. Acqua e rifiuti sono problematiche sotto gli occhi di tutti, gli abbandoni dei rifiuti, la carenza dell'acqua, AICA che non decolla e quindi la sanità, che abbiamo problemi con lo sportello di medicina di base, quindi sono tutti argomenti che la Rete Civica della Salute da anni si occupa. Tonino Lobrutto non si è svegliato oggi, Tonino Lobrutto è da 4 anni che parla di queste cose, forse persone sorde non hanno sentito quello che diceva. Ecco, ci sono tra i relatori amministratori, professionisti. Sì, abbiamo il sindaco di Campobello per raccontare la sua esperienza di amministratore, oltre al nostro sindaco Badalamenti che poco fa intervenendo ha spiegato quali difficoltà ha un'amministrazione nel sopperire e quindi nel risolvere le problematiche. Abbiamo pure un collega architetto che si è occupato di riqualificazione urbana, quindi farà vedere degli esempi di ristrutturazione, riqualificazione di quartieri, problematiche su viabilità e roba del genere. E poi abbiamo l'architetto Mazzotta che anche lui, pur essendo presidente del WWF, ma qui investe anche di segretario dell'Ordine degli Architetti e quindi parlerà di soluzioni, di problematiche che si possono adottare e risolvere per la viabilità, per le infrastrutture urbane. Bellissimo intervento quello della Club Soripsimi, della Margherita Trupiano,
che ha un progetto, aderito ad un progetto nazionale dal titolo La città che vorrei. Ed è stato un esempio bellissimo, un club femminile che porta avanti, quindi sente quali sono i bisogni e le necessità dei cittadini e lo vuole riportare con una modalità semplice a progettazione e quindi a compimento di un'idea bellissima. Margherita Tropiano, oltre ad essere una giornalista, è anche la presidente del Sopro Mist di Agrigento, una parola difficilissima, però qui a Castrofilippo per presentare un progetto che sta creando entusiasmo. Di cosa si tratta? Sì, intanto noi siamo entrati a fare parte come Soroptimist della rete civica della salute, proprio perché abbiamo tanto come donne professioniste e imprenditrici che aderiscono al club da poter dare. E in questa giornata si incardina benissimo uno dei nostri progetti nazionali, che è La città che vorrei, la città a misura di donna. Quindi noi abbiamo sviluppato un manifesto dopo aver fatto tutto un lavoro di ricerca e indagine, in base al quale abbiamo stilato come dovrebbe essere, anche utilizzando i fondi del PNRR, la città che può essere una città nuova, una città ecosostenibile, una città che abbia il contributo di idee delle donne e che sia al passo con i tempi per una società che cambia. Ecco, lei pensa che in provincia di Agrigento questo progetto possa vedere la sua realizzazione? Ma diciamo che noi abbiamo messo in campo tutta una serie di idee. Adesso come donne noi ci aspettiamo, e l'idea di questo progetto è sia a livello nazionale che poi locale questa, che le amministrazioni possano avviare con noi donne un'interlocuzione, perché abbiamo tante professioniste in grado di poter dare il loro contributo di idee per la realizzazione anche di progetti innovativi, perché la nostra società ha bisogno di progetti innovativi. Ha bisogno soprattutto delle donne? Ma certamente noi come Soroptimiste crediamo che le donne abbiano, diciamo, un vissuto diverso, una sensibilità diversa rispetto alle cose, e questa ci permettiamo di metterla a disposizione con la società. Lo abbiamo fatto in passato con tanti progetti, continuiamo a farlo e abbiamo in programma di farlo per il futuro. Silvio Alessi, patron della Meridiana, agenzia di comunicazione grandi eventi, che si è aggiudicata la Kermesse al comune di Sciacca, e ha incontrato il sindaco Fabio Termine per coordinare alcuni importanti passaggi della manifestazione, come il piano sicurezza. Quest'anno la manifestazione si svolgerà negli ultimi 2 weekend del mese di maggio. Vediamo. Fervono i preparativi per l'organizzazione dello storico Carnevale di Sciacca, la manifestazione più importante della città delle terme e tra le più famose eseguite della Sicilia. Quest'anno la Kermesse si svolgerà negli ultimi 2 weekend del mese di maggio. Il primo appuntamento è il programma sabato 20 e domenica 21, mentre il secondo si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio, un lungo periodo di festa con musiche, colori, balli e con gli stupendi carri allegorici che sfileranno per le vie del centro cittadino in un clima di grande allegria. La scelta di spostare la data della manifestazione a fine maggio è stata voluta dall'amministrazione Termini, che con questa innovazione punta a spostare l'attenzione turistica siciliana su Sciacca in un periodo in cui tradizionalmente non vi sono altre manifestazioni. E per consentire la massima irroscito dell'evento, Silvio Alessi, patron della Meridiana Eventi e Comunicazioni, azienda che si è aggiudicata l'organizzazione del Carnevale 2023, ha già attivato la sua squadra di professionisti di comprovata esperienza al fine di predisporre in tempo le molteplici azioni che sono necessarie. A Giardini Naxos un anziano travolge pedone e fugge, rintracciato e denunciato dai carabinieri. C'è il servizio.
I carabinieri della compagnia di Taormina hanno denunciato in stato di libertà un anziano presunto responsabile del reato di lesioni personali stradali gravi. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe travolto con l'auto un pedone e si sarebbe dileguato senza prestare soccorso. A seguito di una richiesta pervenuta nella prima mattinata all'utenza telefonica di pronto intervento 112, numero unico d'emergenza, i carabinieri dell'aliquota radiomobile sono intervenuti in una via del centro di Giardini Naxos, dove poco prima si era verificato un incidente stradale. I militari dell'Arma hanno avuto modo di apprendere dalle prime attività investigative che la vittima era stata travolta da un'auto utilitaria il cui conducente si era dato alla fuga senza prestare soccorso. L'immediata acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze di alcune persone presenti sul posto hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e di identificare l'autovettura pirata e il suo conducente. L'automobilista è stato rintracciato presso la sua abitazione e denunciato all'autorità giudiziaria. L'autovettura, coinvolta nel sinistro, è stata sottoposta a sequestro penale. Sul mezzo erano presenti evidenti ammaccature ritenute compatibili con la dinamica dell'urto. I militari hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida per impedire che lo stesso possa rendersi responsabile di analoghe condotte. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata presso il Policlinico di Messina, dove si trova tuttora ricoverata, non in pericolo di vita. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza di condanna passata in giudicato. Un immobile sottratto alla mafia sarà restituito al proprietario. Sfrattata associazione di Messina che si occupa di distribuire generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà e offrire servizi ad anziani e bambini. Vediamo. Una vicenda complessa dal punto di vista giudiziario, fatto sta che comunque a maggio dobbiamo lasciare questo immobile e sicuramente non vogliamo lasciare senza un sostegno tutte queste famiglie che noi aiutiamo e che oggi state vedendo qui da noi. Per questo stiamo cercando un luogo alternativo, alcuni luoghi sono stati individuati anche di concerto con il Comune e ovviamente servirà aiuto anche per questo passaggio. Quindi vorremmo effettivamente che questo passaggio fosse più indolore possibile per queste famiglie che hanno un sostegno periodico appunto grazie alla spesa. C'è il dispiacere per questo lavoro che è stato fatto in questi anni che ha portato effettivamente un luogo aperto al quartiere ma anche alla città, non soltanto con la distribuzione dei pacchi spesa ma anche con il doposcuola con i bambini, le attività con gli anziani, attività che comunque continueranno in questo quartiere grazie all'aiuto anche della parrocchia e di tanti amici che ci sosterranno. Il centro di distribuzione avrà bisogno di luoghi adeguati e per questo ci dovremo spostare da qualche altra parte. Certo siamo abituati tutti a rispettare ovviamente le sentenze dei giudici, però è chiaro che quello che è successo è una ferita anche per quello che in questi anni si è costruito. L'uomo della strada percepisce questo, che la mafia vince perché un bene confiscato alla mafia viene tolto a chi in questi anni l'ha utilizzato per fare del bene a questo territorio. Sicuramente non abbandoneremo chi abbiamo aiutato in questi anni e cercheremo di creare uno spazio così come è stato questo, aperto alla città, dove tanti troveranno un sostegno. Le istituzioni stanno mostrando solidarietà, chi state vedendo in questo momento? Dall'inizio subito di questa vicenda, da quando abbiamo saputo appunto che l'immobile sarebbe stato restituito, abbiamo subito intrapreso un ragionamento sia con la prefettura che con il comune, anche con la curia, e quindi stiamo con loro cercando delle soluzioni, abbiamo trovato degli interlocutori attenti e quindi speriamo che veramente al più presto possiamo trovare un'alternativa. I carabinieri aprono le porte del comando di Agrigento agli alunni dell'Istituto De Amicis di Milano. La visita si inquadra in un più ampio progetto che lega attraverso un gemellaggio la scuola milanese all'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento. Vediamo. Nella giornata di ieri presso la caserma Biagio Pistone, sede del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, si è svolta la visita di 36 alunni delle classi medie inferiori, coordinati da 5 docenti dell'Istituto De Amicis di Milano, un'attività davvero significativa non solo per la modalità con le quali è stata concertata, ma soprattutto per la finalità a cui è stata rivolta.
Dopo una breve panoramica introduttiva sul ruolo dei carabinieri nella società e sui loro compiti e doveri, i ragazzi hanno avuto l'occasione di visionare da vicino alcuni dei mezzi impiegati dalla sezione radiomobile di Agrigento per il pronto intervento, tra cui un Alfa Romeo Giulia e una moto Yamaha 9, nonché di confrontarsi con gli operatori della centrale operativa, primi interlocutori del cittadino in caso di necessità. La visita è proseguita poi nei locali del comando provinciale dedicati alla mostra di preziose antichità archeologiche del territorio agrigentino, denominata Le forme dell'acqua, attraverso la quale gli alunni hanno assaporato la stretta relazione tra la città di Agrigento e l'acqua come elemento sacro che dona la vita, che va protetto a tutti i costi. Il pomeriggio si è concluso poi con l'osservazione di alcuni cimeli storici dell'Arma dei Carabinieri conservati in una stanza predisposta che fornisce una visione plastica e chiara delle tradizioni dell'Arma e dell'inesauribile legame con il passato, fondamentale per una corretta comprensione del presente. La visita si inquadra in un ampio progetto che lega attraverso il gemellaggio la scuola milanese dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento e che mira a valorizzare un connubio imprescindibile tra legalità e ambiente. Parte integrante del progetto è infatti che l'associazione Mare Vivo, che consentirà ai ragazzi di apprezzare e comprendere appieno le bellezze naturalistiche e ambientali del territorio agrigentino durante la loro 3 giorni di permanenza. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Porta delle Farfalle, una monumentale opera per Antonio Presti al Librino di Catania. Vediamo. È stata inaugurata a Librino, quartiere di Catania, la Porta delle Farfalle, la più grande opera monumentale al mondo in bassorilievo ceramico. L'opera collettiva è stata voluta dal mecenate Antonio Presti. Per l'inaugurazione erano presenti studenti, famiglie, artisti, librerie, editori, istituzioni, coinvolti tutti in questo evento di cittadinanza attiva che corre lungo il cavalcavia di 1 chilometro, trasformato in una vera e propria eredità monumentale, grazie ai messaggi, alle idee, ai pensieri che si snodano nelle 50 immagini realizzate con oltre 100.000 formelle di terracotta. Danze, strumenti, iniziative di spontanea creatività di migliaia di giovani hanno fatto da cornice all'evento. Forse quando si sceglie il cuore non si comprende che la rinuncia è il guadagno. Non è più società che vuole rinunciare più a qualcosa in nome dell'unità. Noi artisti facciamo della rinuncia il nostro guadagno e anche oggi è la testimonianza di un valore di differenza, di una restituzione a un'intera comunità di 70.000 persone della visione della bellezza. Ecco, vedere questo popolo di gente che attraversa tutto Librino con una coscienza rinnovata, una coscienza rigenerata, che trova il senso nel fare fatto, perché questa è la più grande opera al mondo di un bassorilievo ceramico condivisa con 20.000 persone. Quale opera d'arte trova il cuore di 20.000 bambini e mamme che insieme hanno rigenerato e restituito da una partenza di un piccolo pezzo di terracotta all'immenso? A volte quando si rinuncia e si guadagna si scopre sempre che nel piccolo c'è l'immenso, c'è il grande, e l'immenso oggi a Librino è stato restituito da questa coralità, da questa condivisione che sicuramente, ecco, non solo perché 15 anni fa, quando abbiamo inaugurato la Porta della Bellezza, era storia. Oggi quella storia si è fatta epica. Antonio, quando hai inaugurato la Porta della Bellezza era il 2019, il 15 anni fa, pensavi che sarebbe continuato il percorso? Continua perché c'è la coerenza, c'è la testimonianza di un esempio. E io nella mia vita ho fatto anche sempre in solitudine un valore di differenza, perché trovo nel fare fatto il senso, trovo il senso nella condivisione con la comunità dove io lavoro, e oggi quell'opera della Porta della Bellezza, che tutti eravamo preoccupati se veniva rispettata o meno, vandalizzata, non solo è stata rispettata, ma io ho detto agli amici di Librino, con un bellissimo striscione all'ingresso del quartiere, un rispetto misurato. Quello porta, l'avevo portato. Librino ha rispettato, protegge la bellezza, i licei artistici tutta la Sicilia sono qui oggi insieme con le scuole, e tutto questo processo oggi consegna in nome del rispetto la più grande opera monumentale che è la Porta delle Farfalle. Questa Porta delle Farfalle è figlia di un grande valore di testimonianza. Se io oggi
avevo tradito il popolo di Librino per un interesse o anche per una speculazione di qualunque altro tipo, io oggi non sarei stato qua con la comunità. Tutti avrebbero detto sì, ma però. Oggi non c'è sì, ma però, c'è oggi la condivisione corale dell'onestà e del bene. L'imprenditore Oscar Farinetti presenta il suo nuovo libro a Comitini. Vediamo. Farinetti dalle Langhe a Comitini in Sicilia. 2 bei posti, è una grande fortuna, l'Italia è di una bellezza incredibile, le Langhe sono belle perché si sa, per il Barolo Barbaresco Tartufo, questa è una bellezza di storia incredibile, è la più piccola città d'Italia. 900 abitanti, è fantastica. E adesso entriamo in questo palazzo Bella Cera che è il museo storico della città. Perché un titolo così del suo ultimo libro? Perché ho preso il dilemma dei dilemmi, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, e ho deciso che è nato prima la gallina, ma non sono mica sicuro, perché nessuno è sicuro, e quindi ho aggiunto forse. È chiaro che tra uovo e gallina scelgo il movimento, la decisione, che è la gallina contro la staticità, l'immobilità, però non sono sicuro. Volevo far capire che siccome crisi deriva dalla parola crisis greco, che vuol dire scegliere, l'importante è scegliere, non stare fermi. E quindi ho preso il dilemma dei dilemmi e ho scelto. Però bisogna essere sempre pronti a sbagliare e a tornare indietro se si è sbagliato. Allora, lei è un grande esperto di vini, ma conosciamo i vini piemontesi, ma anche i vini siciliani non scherzano, visto che lei sta facendo degli investimenti qui in Sicilia. Non scherzano affatto, ci sono alcune tra le cultivar migliori al mondo, in tutti i luoghi della Sicilia, che in realtà più che una regione è un continente. Qui ogni valle apre a meraviglie della natura. Io ho investito sull'Etna perché mi piace molto il Nerello Mascalese, trovo che è un vitigno straordinario per fare un grandissimo rosso anche del invecchiamento, ma anche il bianco, lo scherzo, caricante, è ottimo per fare l'Etna bianco. Ho scelto lì, però compro vini per gli itali del mondo, abbiamo sempre comprato vini in tutte le regioni della Sicilia, sono tra i più grandi vini d'Italia e del mondo. È stato Salvatore Venanzio a vincere l'8º autoslalom città di Sant'Angelo Muxaro. Arturo Cantella. Nonostante il tempo incerto di domenica scorsa, si è regolarmente svolto a Sant'Angelo Muxaro l'8º autoslalom chiamato Città di Sant'Angelo Muxaro, un borgo millenario sito nell'entroterra dell'Agrigentino di origini sicane. A salire sul gradino più alto è stato il campano Salvatore Venanzio, che al volante della sua Radical SR4 Suzuki ha tagliato il traguardo, posto a quasi 3 km del bel percorso di gara, ritmato da 12 postazioni di rallentamento con il tempo di 2 ore 10 minuti e 88 centesimi, fatto siglare nella terza e nella ultima manche. La sua, come quella di molti piloti nella gara, nonché migliore corsa su un fondo andatosi passaggio dopo passaggio ad asciugare dopo il temporale della notte e la pioggia caduta durante lo stato di ricognizione. Sono felicissimo, ha commentato il vincitore della gara, una vittoria importante al termine della corsa in crescendo con una vettura perfetta, a parte un piccolo problema al cambio nella prima salita, è stato prontamente risolto in fase di assistenza. Era difficile trovare il giusto assetto in fruizione del meteo, il risultato finale che vale il primo posto in campionato, buono per il morale, premia le scelte degli sforzi fatti. Seconda piazza per il corregionale Gianluca Miccio, anche lui al via della competizione su una Suzuki SR4 con il tempo della terza manche. Un bellissimo risultato al termine di una gara altrettanto bella, il commento di Miccio appena sceso dal podio. A completare un podio tutto campano in terra di Sicilia ci ha pensato Luigi Vinaccia, terzo al volante della sua Osella PA Honda con il tempo di 3 ore 14 minuti e 37 centesimi dalla terza salita e tra i pochi a non collezionare penalità nell'arco della giornata. Chi ben comincia a metà dell'opera, dichiara soddisfatto il campione campano. Il campionato è lunghissimo e la mia è davvero solo poco più che una battuta, però sono soddisfatto del risultato raccolto in una gara che non conoscevo e dove era più facile sbagliare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.